Buongiorno, ben ritrovati a ore 13, oggi nuovo appuntamento con la sanità, parleremo del tumore colon retto, prevenzione, diagnosi e cura, lo faremo con i nostri due ospiti, il dottor Marco Massani, direttore terza chirurgia, ospedale del Cafoncello di Treviso, buongiorno. Buongiorno. E Gianluigi Lustro, responsabile unità operativa semplice di screening, buongiorno. Buongiorno. Dunque, se volete... Mi rivolgo ai telespettatori, fare qualche domanda ai nostri ospiti, ovviamente inerenti a questo argomento, lo potete fare allo 0422, lo vedete in sovraimpressione, 162266798. Dunque, tumore colon retto, di cosa si tratta? Da un punto di vista, diciamo, dell'incidenza è un tumore, una neoplasia che rappresenta un elevato numero di casi in ambito mondiale, secondo per incidenza, ma dopo lo dirà meglio lui, nel maschio e terzo nella donna o viceversa, e quindi è una neoplasia con cui quotidianamente ci si trova ad avere a che fare, insomma, ecco. Quindi si tratta di qualcosa che nella maggior parte dei casi insorge a livello della parte più interna del colon retto, che quindi origina dalla mucosa, quello tipico di cui più frequentemente si tende a parlare, che poi viene chiamato adenocarcinoma nella sua forma evolutiva più avanzata. Quindi è una neoplasia con cui ci si confronta pressoché quotidianamente e che quindi richiede tutta una serie di atteggiamenti che hanno l'intento poi di cercare di fare una diagnosi il più precocemente possibile, e questo sicuramente quindi migliora. Quindi una prevenzione anche prima. Certo. Ecco, si diceva incidenza uomini-donne, quali sono i... come diceva bene il collega, è una neoplasia che a livello sia nazionale che a livello della regione Veneto è la seconda in assoluto, perché rappresenta la seconda neoplasia per quanto riguarda il maschio e come incidenza sia come mortalità, e la seconda anche per quanto riguarda la donna dopo il tumore del seno, per cui rappresenta circa un 13% di casi di mortalità di tumore. E diciamo così è una neoplasia che quindi deve essere affrontata in maniera organica e seria, e diciamo così la possibilità di poter affrontarla in maniera efficace è quella di poter partecipare ai programmi di screening. Noi a livello regionale sappiamo che la mortalità per carcinoma del colon retto è di circa 1.400 casi annuali, con un'incidenza di 4.500 casi, quindi un quarto di mortalità. Fortunatamente dalla presentazione della relazione sui cancri in Italia nel 2019 è risultato che ben un paziente su 4, quindi un 25%, può ritenersi guarito in genere dalla patologia tumorale, e quindi anche per il secondo caso di mortalità specifica per tumori che riguarda il colon retto, un quarto degli utenti di pazienti può essere considerato guarito. Questo deriva da due sistemi di fattori: uno, la diagnosi precoce che viene effettuata attraverso il programma di screening, e poi l'altro con i buoni livelli di adesione e indicatori di qualità degli programmi di screening che permettono di fare una diagnosi precoce. Ecco, abbiamo parlato di uomini e donne, ma a livello di età c'è un... A livello di età sì, è più frequente nei soggetti che vanno, ad esempio la prima causa di mortalità nei maschi è il tumore al polmone, mentre sono frequentissimi, seconda causa di mortalità totale, perché il colon retto va ad agire sui soggetti, è maggiormente incidente sui soggetti oltre i 50 anni, quindi nella fascia di età 50-69, motivo per la quale è attivato lo screening colorettale in questa fascia di età, e oltre i 70 anni.
A volte dicono le persone non effettuano questo screening, adesso com'è cambiata un po' questa cultura? È cambiata sicuramente la cultura, lo dimostrano anche i dati, tant'è vero che sempre in questa relazione qua dell'Associazione Italiana Medici Oncologi del 2019 la stima della mortalità è, diciamo che a fronte degli stimati 371.000 tumori a livello nazionale, ci sono una diminuzione di 2.000 tumori a livello diciamo così, generale, ed è in maniera specifica rivolta ai tumori del colon retto. Certo. Perché? Perché grazie alla diffusione di questo programma di prevenzione, perché adesso si parla di prevenzione, poi avremo modo anche di dirlo perché, certo. Si manifesta un aumento di incidenza di questo specifico tumore nelle parti, nelle regioni in cui viene sviluppato in maniera estensiva il programma di screening, e quindi presenta inizialmente un aumento dell'incidenza della neoplasia perché è dovuta a un maggior numero di tumori individuati allo stadio precoce, e quindi dimostra il fatto che il tumore scoperto con il programma di screening nel 50% dei casi viene diagnosticato allo stadio 1. Una ricerca fatta nel 2006 proprio permette di identificare che oltre la metà dei casi sono identificati allo stadio 1 tramite il programma di screening, perché viene fatto su soggetti asintomatici, quindi riconsiderati sani. Mentre nell'indagine del 2000 risulta che questa percentuale di stadio 1 si ritrova solamente nel 12% dei casi nelle aree in cui non è sviluppato un programma di screening. E quindi questo è molto... Ecco, io chiedevo anche quali sono i fattori maggiori, cioè una familiarità, da cosa può... Ma allora, ci sono sicuramente dei fattori che sono noti a tutti, credo, che sono legati alle abitudini alimentari e allo stile di vita, che un po' caratterizzano l'incidenza di molti dei tumori con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Un esempio, tipo? Per esempio, non so, c'è la sicura correlazione del fumo e del tumore del polmone, e lo stesso si può dire la vita sedentaria, le cattive abitudini alimentari sembra che abbiano un ruolo nell'aumentare l'incidenza del tumore del colon. Ci sono stati in passato degli studi che hanno dimostrato che soggetti che vivevano in ambienti, in nazioni in cui una neoplasia non era nota, se trasferiti e quindi cambiando le loro abitudini di vita, anche questi andavano incontro alla stessa incidenza, che vuol dire che questo incide in maniera significativa. Mi scusi, la fermo solo un attimino, dopo riprendiamo perché c'è una telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno, Franco da Roncade. Buongiorno. 59 anni, volevo chiedere, a me arriva a casa l'invito per fare lo screening, un anno sì, un anno no. L'anno che non faccio niente, dico così, posso fare in privato un consiglio, un esame più approfondito? Grazie per la risposta. La ringrazio. Beh, diciamo così che lo screening che viene effettuato nella nostra azienda ULS è uno screening che rispetta tutte le procedure e i protocolli a livello nazionale e internazionale, dove è previsto per l'effetto costo-beneficio un esame del sangue occulto fecale ogni 2 anni. Tra l'altro, siccome siamo passati da un esame del sangue occulto con sistemi meno specifici, ma abbiamo inserito i test immunologici in questa valutazione qua, diciamo tecnicamente il valore predittivo, cioè la positività del test che dimostra diciamo così, il riscontro successivo alla coloscopia di neoplasia o comunque di un adenoma avanzato, è un valore predittivo molto positivo, che supera addirittura quello dell'esame della mammografia, quindi ritengo che sia più che sufficiente valutare il fatto che il test a sangue occulto venga effettuato ogni 2 anni, anche per non andare incontro a un eccesso, insomma, di esposizione a sovradiagnosi che potrebbe essere un problema, insomma, da affrontare, quindi assolutamente ogni 2 anni è sufficiente. Ogni 2 anni. Tornavamo
all'aspetto della familiarità. Della familiarità. Diciamo che è un argomento estremamente complesso quello della familiarità. Se però noi dovessimo così a grandi linee dire qual è la reale incidenza per quanto riguarda il tumore colorettale delle forme cosiddette ereditarie, familiari, probabilmente non arriva al 5%. Ed è legata fondamentalmente a due condizioni che sono: uno, il fatto che ci sono delle famiglie in cui hanno quella che si chiama poliposi diffusa, che è un fattore di rischio molto aumentato a sviluppare nel corso della vita un tumore. E l'altra, un'altra condizione particolare, che è il tumore che non è associato a questi polipi multipli e che tipicamente colpisce soggetti giovani. Ecco, quando ci sono questi casi ovviamente bisogna stare attenti, ed è buona norma in genere raccogliere le informazioni sulla famiglia per capire se effettivamente c'è questo rischio, e qualora vi siano degli indizi che te lo fanno pensare c'è il genetista che ti può aiutare e che ti aiuta. A Treviso c'è un servizio di genetica medica che funziona molto bene, che consente poi, in base alla storia della famiglia e quant'altro, di effettivamente determinare se c'è un rischio, e questo eventualmente comporta fare degli esami con maggiore frequenza. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Sono Gianni. Buongiorno. Buongiorno, posso parlare? Sì, sì. Buongiorno, senta, volevo chiedere al dottore, io ho 79 anni, ho ricevuto a casa la lettera per fare lo screening delle feci per il sangue occulto circa 10 anni fa, e poi basta, cioè non si fa più oltre una certa età, oppure quando si è vecchi siamo da rottamare. C'è stato... Sì, sì, certo. Sì, no, allora, grazie. Lo screening viene effettuato dall'età di 50 anni all'età di 69 anni, perché è in quella fascia di età dove l'incidenza è maggiore nel manifestarsi il carcinoma dello screening. Però c'è da fare fare un'evidenza, vorrei evidenziare insomma un punto, cioè per definizione il tumore del colon retto origina da un'escrescenza della mucosa intestinale per la quale nel corso di diversi anni si tende a sviluppare una neoplasia. Allora, il vantaggio di questo programma è che al di là dell'individuazione appunto del sangue occulto, per cui fa seguito una colonoscopia, il tempo che intercorre perché questa escrescenza diventi un cancro è molto lunga, per cui facendo una pulizia intestinale, una sanificazione attraverso la colonoscopia di polipi che sono stati evidenziati e trovati all'età di 70 anni, ovviamente possiamo permetterci di pensare che insomma, per un altro periodo di tempo abbondante insomma, possa essere considerata prevenzione. Questo è il nuovo obiettivo che quindi si ad una pone. certa età, diceva il nostro telespettatore, insomma 79 anni mi pareva di aver capito. Sì, diciamo così, rimane comunque sempre la possibilità di fare degli accertamenti. È chiaro che non mandiamo l'invito perché non ha senso mandarlo, cioè noi abbiamo delle indicazioni ovviamente nazionali e regionali, per cui nazionali vuol dire che questa è la fascia di età per la quale si offre gratuitamente all'utente di partecipare a un percorso di prevenzione gratuito. Vi fermo un attimo perché abbiamo un istante proprio di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con ore 13 e vedo già una chiamata, quindi buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Sì, allora io sono Giancarlo. Sì. E vorrei porre questo quesito. 10 anni fa io ho fatto praticamente la prima coloscopia risultando appunto positivo al sangue occulto. Poi per anni ancora non ho fatto, cioè ho fatto i screening normali, e l'anno scorso a ottobre nuovamente lo screening è risultato positivo e ho fatto una coloscopia risultando poi con la letterina che mi hanno mandato
senza nessuna particolare evidenza, praticamente negativo su tutto. Da poco mi è arrivata la lettera dicendo che io teoricamente dovrei fare il tutto fra 5 anni come riverifica, e 5 anni secondo me sono tantini, visto che la presenza del sangue occulto c'è stata in 2 occasioni. Sono tranquillo su questo, visto che l'avanzare dell'età poi mi porterà fra 5 anni addirittura a 70 passanni, cioè fuori dallo screening Certo. così automatico. Cosa posso fare, e soprattutto per volermi più bene, cosa mi consigliate di fare? La ringrazio, facciamo rispondere. Sì. Sì, non ho capito, si intendeva per volersi più bene? Sì. Sì. Allora, Intanto se può aspettare questi 5 anni oppure può fare qualcosa di diverso. diciamo che da protocollo, proprio per non sovrapporre troppo il rischio di, non so, potrebbe essere da perforazione intestinale nell'ambito, è indicata una colonoscopia a 5 anni, se non ci sono segni, oppure il gastroenterologo non dà una prescrizione di fare una colonoscopia a 3 anni ad esempio anziché a 5, il rapporto costo-beneficio, nel senso di termini di salute dell'utente, è a favore di farla dopo i 5 anni. Mentre per quanto riguarda il volersi più bene, dai dati che sono stati pubblicati dal servizio epidemiologico, sempre dell'azienda UC2 nel 2019, risulta che l'attività motoria può ridurre, l'attività motoria ovviamente, quindi mobilità attiva sostenibile, vuol dire non con la macchina ma ovviamente Certo. A piedi o in bici comunque, permette di ridurre il rischio dal 30 al 50% nell'insorgenza del carcinoma del colon retto nella popolazione diciamo così del nostro territorio Certo. provinciale, con studi di alta qualità, quindi vuol dire che non sono studi di un'attendibilità moderata ma comunque certa. Se associamo questo al fatto che abbia fatto un percorso di prevenzione togliendo tutti quei polipi che sono al momento risultati di livello medio rischio o alto rischio, intermedio rischio, direi che insomma se abbina una sana alimentazione, quindi con eliminazione, cioè riduzione o uso consapevole, come si usa dire adesso, di grassi animali e carni, insomma, Certo. e attività fisica, direi che il rischio dimostra proprio di volersi bene se lo stile di vita ormai diventa Fondamentale. sì, diventa così, cioè lei mi piace questo pensiero qua, volersi bene, perché come prevede il piano sociosanitario regionale 2019-2023 la persona deve rendersi conto che deve aumentare l'empower, cioè essere consapevole che è lui l'attore della promozione della salute e della sua salute. Certo. Parliamo un attimo dei sintomi, perché qualcuno dice ma quali sono i sintomi? Sì, allora ovviamente è un concetto che è già stato richiamato, ma insomma lo screening esula dai sintomi, perché lo screening viene fatto proprio per evitare, di trovare la malattia in fase... Certo. Quindi diciamo che i sintomi più frequenti, quello più frequente in assoluto è vedere il sangue. Quando uno va in bagno vede del sangue, a seconda poi della zona in cui può esserci questo polipo, il sangue può essere più o meno rosso vivo, e questo diciamo è una cosa abbastanza frequente. Poi i cambi di abitudini dell'intestino, quindi andare in bagno troppo di frequente o dopo invece al contrario andare con molta più difficoltà, ecco, questi in genere sono dei campanelli d'allarme che non necessariamente debbono dire che c'è qualcosa, ma che debbono indurre a considerare la possibilità di fare qualche accertamento. Diciamo che questi sono sicuramente i due sintomi che si manifestano con maggior frequenza. Poi ce ne possono essere molti altri, o il fatto di non riuscire a capire, nonostante magari esami negativi di screening, trovare un'anemia che non trova, quindi avere l'emoglobina un po' bassa, il ferro un po', senza trovare una chiara giustificazione. Anche questo a volte può essere un sintomo.
Poi ovviamente ci sono le cose magari che caratterizzano le fasi della malattia più avanzata, che sono in genere magari l'intestino che improvvisamente si blocca e questo ti porta al ricovero, qualche volta anche all'intervento in urgenza, insomma, ecco, diciamo che questo è quello che capita con maggior frequenza. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Adriana e ho 78 anni. Volevo chiedere ai medici, io ho appena fatto una coloscopia, la diagnosi dall'esame istologico mi dice adenoma tubolare con displasia di basso grado. È opportuno fare la colonscopia prima dei 5 anni oppure è sufficiente secondo le linee guida farla fra 5? Perché l'adenoma può trasformarsi in tumore? Vi ringrazio. La ringrazio. Chi risponde? Allora, io posso rispondere per quello che riguarda l'aspetto della possibile evolutività di questi adenomi, che sono di diverso tipo. Ecco, quando c'è questa parola che accompagna la displasia sostanzialmente sta a significare che le cellule che compongono normalmente sono alterate. Il grado di alterazione, che poi il medico che referta questi esami, insomma, sono delle caratteristiche, degli standard che sono ben definiti, ci dice qual è la possibilità che uno di questi polipi nel corso del tempo possa diventare qualcosa di più. Ma come diceva prima giustamente, i tempi sono tempi lunghi, quindi il fatto di aver tolto un adenoma con la displasia di basso grado vuol dire diciamo, aver avuto anche fortuna, nel senso che sicuramente si è guariti. Se l'asportazione che il gastroenterologo in genere fa in maniera radicale è completa, ecco perché è importante che l'esame istologico sia refertato in maniera adeguata, sostanzialmente uno può considerarsi guarito. È chiaro che anche il buon senso vorrebbe che gli esami, in uno che ha già avuto questa esperienza, mantenga i controlli nel corso del tempo. Stabilire la frequenza di questi controlli, in genere il gastroenterologo, quando rivede il paziente con l'esito dell'esame istologico del polipo che ha asportato, sulla base di quelle che sono le linee guida, stabilisce quando è opportuno o meno fare la colonscopia. Per riagganciarmi a quello che diceva prima, il fatto che lo screening venga chiuso, diciamo, ad una certa età ha delle logiche che sono facilmente comprensibili. Ciò non toglie che tutti dobbiamo mantenere i controlli, indipendentemente dal fatto di essere chiamati a farli, insomma. Quindi oltre allo stile di vita che è fondamentale, questo non vuol dire vabbè, non faccio più nessun esame, è sbagliato farne troppi, questo è innegabile. Allora, adesso diamo la pubblicità, però prima della pubblicità, quindi questo signore diceva, secondo voi fare lo screening prima dei 5 anni? Perché probabilmente gli avranno dato questa segnalazione, ma secondo lei? Di aver capito che diceva il gastroenterologo indicava, avendo trovato un basso grado, di farlo dopo i 5 anni. Dopo i 5 anni. Quindi... E quindi chiedeva se rispettare il protocollo oppure no. Io, insomma, al di là che la possibilità di un cancro di intervallo possa sempre manifestarsi, cioè tra un intervallo di una prestazione e l'altra prescritta, ma questi termini di prescrizione, insomma, rispettano le indicazioni internazionali basate su milioni di casi. Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con ore 13, stiamo parlando, ve lo ricordo, del tumore colon retto e abbiamo subito una chiamata. Buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo fare una domanda al dottor Massani. Io sono stato operato da lui al tumore al retto 4 anni fa, proprio a febbraio, lui è il primario, che non mi ricordo il nome. E praticamente dopo un anno circa mi è venuta fuori una piccola tumefazione in sede di ileostomia. Era piccolissima, come una nocciolina. Sono venuto a fare una visita, mi hanno mandato in terza chirurgia, che all'epoca Massani era in quarta chirurgia, mi ricordo, e non mi ricordo il nome del dottore, e mi ha detto fare ti metto in lista per l'intervento. Io da allora ho scritto non chiamarlo, da allora questa piccola laparocele, diciamo, che era come una nocciolina,
è diventato un arancio bello grosso e mi crea anche problemi perché si gonfia in continuazione e sto aspettando da circa 2 anni e mezzo per l'intervento. Sono andato a rompere le scatole a nessuno, però volevo chiedere come mai questi tempi. È andato tutto bene, non ho fatto né chemio né radio né niente, però in sede di l'estomia è venuto fuori questa la parocelle che è enorme praticamente. La ringrazio, la facciamo subito rispondere, si chiama Marco comunque. No, lui si riferiva a chi era il primario in quarta chirurgia, che era il professor Bassi. Sì, era il professor Bassi. Sì. Ma era il primario e vice primario che mi hanno operato quella volta. Sì. La risposta potrebbe anche essere magari così un po' banale, però effettivamente abbiamo grossissime difficoltà ad evadere le richieste di patologia benigna, perché la nostra attività è prevalentemente occupata da interventi di pazienti che si trovano nella condizione iniziale del Signore, che quindi ovviamente rappresentano una chiara precedenza. Certo. Quindi questo senza voler sminuire il fatto che possa essere sintomatico e essere fastidioso il fatto di avere queste ernie, appunto giustamente si chiamano laparocelli, quelli che vengono dopo un intervento chirurgico, però effettivamente la realtà è un po' questa. Noi cerchiamo nel tempo di evadere anche pian piano tutte queste richieste, però effettivamente i tempi sono dettati Quanto può essere la tempistica, mi scusi? Diceva il nostro telespettatore circa 2 anni e mezzo che attende. Ci sono delle situazioni in cui queste ernie, tutto sommato, al di là dell'aspetto estetico, che comunque può essere fastidioso, sono sostanzialmente asintomatiche, quindi danno relativo fastidio e un po' tenerli. Altre volte in cui magari anche, nonostante dimensioni piccole, possono essere più sintomatiche e quindi queste, pur nell'ambito di una patologia benigna, trovano un'indicazione prioritaria rispetto a chi non ha dei sintomi, insomma. In genere chi è sintomatico viene messo in una diciamo, lista più veloce, insomma, ecco. Però effettivamente i tempi per le patologie benigne sono sicuramente molto più lunghi rispetto a quello che è la normale attività quotidiana. Non so se abbiamo un'altra chiamata? No, perfetto. Parlavamo dei polipi del colon retto, ma sono tutti maligni? No, come dicevo prima, non sono assolutamente tutti maligni. Allora, sostanzialmente nel 2019, tanto per dare un po' di numeri, noi abbiamo, sono stati con lo screening in azienda 2, sono stati individuati 55 carcinomi e a fronte di circa 750 adenomi ad alto rischio. Su 3.500 coloscopie da sangue occulto positivo. Questo vuol dire che su 3.500, insomma, circa coloscopie, la quantità di polipi individuati di 730, 750, insomma, sono ad alto rischio, quindi vuol dire che non sono ancora cancerizzati. Questo è il principio, il motivo per il quale in questi anni qua non si parla più dello screening come diagnosi precoce, ma se io vado ad asportare una lesione che è non cancerizzata, ma che ha altre probabilità di diventarlo, di cancerizzare, e faccio un'asportazione completa, questo vuol dire fare prevenzione primaria e soprattutto vuol dire dare possibilità di diciamo così, anche fare una valutazione degli esiti di salute dello screening. Quindi vuol dire che noi abbiamo ad esempio individuato nella nostra azienda per tutte le gastroenterologie l'identificazione di gastroenterologia, vuol dire sia per l'ospedale il presidio ospedaliero di Conegliano, di Castelfranco, Montebelluna, che di Treviso, il tasso di adenomi avanzati, cioè vuol dire quegli adenomi che per le dimensioni o per il numero o per la caratteristica tubulo-villosi piuttosto che villosi eccetera, quindi e le dimensioni eccetera, hanno più probabilità nel corso degli anni a diventare maligni. Ecco. Il tasso di identificazione degli adenomi avanzati è l'indicatore di salute dello screening. Allora a livello regionale nel 2018
il tasso di identificazione per 100.000 utenti in fascia di età era di 250 ogni 100.000 abitanti e la nostra azienda aveva 300 considerando che la popolazione è sui 120.000, diciamo così, popolazione target annua, quindi 250.000 su base biennale, vuol dire che noi abbiamo identificato e abbiamo individuato 750 lesioni che potrebbero essere diventate carcinomi con l'andare del tempo. Quindi assolutamente la minima parte degli adenomi si trasformano e lentamente. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giuseppe, chiamo da Trento, buongiorno. Buongiorno. Posso formulare la domanda? Assolutamente sì. Ecco, ho 61 anni, esame colonoscopia 3 anni fa, tutto a posto. L'anno scorso, verso ottobre, emorroidi. Allora, la domanda è questa. Primo, devo ripeterla fra 5 anni l'esame o 3? L'altra domanda è, qual è la correlazione tra emorroidi e tumore al colon? Grazie di cuore. La ringrazio. Beh, allora, la correlazione non esiste. Stiamo parlando di due patologie completamente diverse, quindi non vi è una correlazione. E di conseguenza non vi è nemmeno una correlazione sulla necessità di fare un esame endoscopico legato al fatto di avere le emorroidi, insomma, chiaramente. Se uno ha una colonoscopia che è completamente negativa e che non ha motivi che possono comunque intercorrere nel periodo di tempo che uno deve aspettare tra i 2 esami, che è consigliabile aspettare tra i 2 esami, non c'è motivo per ravvicinare i tempi dell'esame endoscopico, assolutamente. Perfetto. Si parla di colonoscopia, qualcuno ha il timore, dolorosa? Allora, ovviamente è un esame invasivo che prevede la preparazione dell'intestino che deve essere ovviamente pulito perché possa essere studiato in maniera adeguata e quindi c'è, diciamo, un po' la seccatura di dover fare la preparazione il giorno prima, anche se le cose sono molto cambiate rispetto ad una volta, e poi in genere è un esame che viene fatto in sedazione, quindi non si addormentano le persone, però vengono fatti dei farmaci in modo da ridurre il fastidio legato alla procedura, che inevitabilmente un po' c'è. Poi vi sono delle situazioni particolari in cui magari l'esame può essere più doloroso, per esempio nei pazienti che hanno già subito degli interventi di chirurgia addominale possono esserci delle aderenze che mal dispongono l'intestino e che rendono un po' più complesso passare, oppure ci sono persone che per conformazione hanno l'intestino lungo, e questo può rappresentare magari un fastidio maggiore quando si fa l'esame, però in genere mi sento di dire che tutto sommato è un esame ben tollerato. Buongiorno, una nuova chiamata. Buongiorno, posso chiedere... Sì, dica pure. Posso chiedere al dottor Massani per cortesia un'informazione? Sì, dica pure. Allora, volevo sapere, con uno screening fatto nel 2017, a tutt'oggi non ho ancora avuto nessuna soluzione al mio problema. Allora, quanto lunghe sono le liste di attesa per l'intervento? E quanto dura l'esame che si fa preoperatorio? Quanti mesi? Allora, posso... Sì. Allora, al di là del fatto che non ho capito quale sia la correlazione tra lo screening e il motivo dell'attesa, immagino che però probabilmente lo screening sono risultata positiva. Ma positiva per i diverticoli, positiva per i polipi, per che cosa? Diverticoli e stenosi al sigma. Ok, quindi stiamo parlando di due cose diverse, nel senso che seppur nell'ambito, come dicevamo già prima per l'altro paziente che ci ha interpellati per l'ernia, in questo caso stiamo parlando comunque di una condizione benigna che può ovviamente essere per il paziente di grande disagio a volte, su questo non c'è dubbio, però stiamo parlando di due cose completamente diverse e lo scopo dello screening non è trovare i diverticoli ma è trovare i polipi, quindi i diverticoli in genere spesso
si trovano proprio perché si fanno gli esami, c'è il sangue occulto positivo, uno fa l'esame e molto spesso si trovano i diverticoli perché sono una causa estremamente frequente di sanguinamento dell'intestino, insomma, quindi stiamo parlando comunque di una patologia benigna. In genere anche qui il tipo di sintomo indica quale priorità dare all'intervento chirurgico. Perfetto, invece in caso di tumori del colon retto, quali interventi per asportare? Beh, allora, intanto ovviamente il colon e il retto sono divisi. Fermo un attimo perché purtroppo abbiamo ancora un attimo di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, stiamo parlando degli interventi per asportare un tumore al colon retto. Sì, ovviamente il tipo di intervento chirurgico che si deve fare è condizionato dalla sede in cui si trova questo tumore ed è anche ovviamente più o meno complesso a seconda della sede in cui c'è questa neoplasia, questo tumore. Quindi in genere però diciamo, gli interventi che si fanno con maggior frequenza sono di asportazione della parte destra del colon oppure della parte diciamo, terminale e del retto, quindi del sigma e del retto, sono quelli che tutto sommato sono quelli a maggiore incidenza. In genere sono interventi che quando possibile si fanno con un approccio laparoscopico oppure nel caso del tumore del retto da noi abbiamo attivato un programma di chirurgia robotica per appunto togliere il tumore del retto. Ci sono delle condizioni però ancora in cui nonostante tutti i programmi di screening e quant'altro ci troviamo di fronte a malattie che sono avanzate e in questi casi in genere la sede più frequente magari delle metastasi che ci possono essere il fegato oppure i polmoni. Quando ci troviamo di fronte a situazioni del genere, ovviamente le indicazioni della chirurgia cambiano, cambia anche il tipo di chirurgia e in genere si preferisce, nelle discussioni multidisciplinari che abitualmente facciamo, candidare questi pazienti a un trattamento di chemioterapia prima della chirurgia, poi la chirurgia ed eventualmente a completamento ancora, quindi si rientra in diciamo, una valutazione di un gruppo multidisciplinare che stabilisce qual è il percorso migliore. Quindi il fatto che magari qualche volta uno dica ma io ho il tumore del colon ma non me l'hanno ancora tolto, come mai? Spesso è legato al fatto che ci sono delle condizioni che impongono stabilire una giusta scaletta dei trattamenti da fare. Insomma, ecco. Bene, abbiamo un'altra chiamata, buongiorno. Buongiorno, parla Gabriella e abito nella provincia di Vicenza. Buongiorno. Io volevo formulare una domanda. Sono stata operata più volte a livello addominale per determinate patologie, tra le quali un adenoma surrenalico non secernente. Circa 3 anni fa ho fatto in urgenza un'appendicite. Da questo ultimo intervento fatto in un ospedale di cui non ero ancora residente, ma perché io abitavo a Padova, ho un carcinoma alla tiroide da radioesposizione e praticamente l'adenoma surrenalico è nato dopo l'intervento della tiroide. Io dopo l'ultimo intervento di appendicite ho avuto grandissimi problemi di stipsi. Sono stata dal chirurgo che mi aveva operata dell'adenoma perché chiaramente ci si rivolge. Mi è stata fatta un EGDS, una gastroscopia e mi è stato dato un farmaco chiaramente, però i problemi sono aumentati. Non ho mai avuto sangue occulto, tra virgolette, nei tamponi che ho fatto, eccetera. Ultimamente la situazione si è aggravata perché chiaramente non mi fa star bene. Certo. Ho chiesto proprio al mio medico di base di poter accedere ad una colonoscopia che non mi è mai stata fatta.
e lui è sempre del parere di non doverla fare. Allora, se abbiamo da dover fare della prevenzione e poi trovarci con le gambe per terra, io chiedo a voi cosa devo fare a questo punto. La ringrazio. La ringrazio e mi scuso, buona giornata. Beh, allora, vale un po' il discorso che abbiamo già in qualche modo fatto, nel senso che il sintomo comunque deve guidare il medico nella scelta dell'esame più opportuno da far fare. Io prima ho detto che tra i sintomi che più frequentemente ci sono dei cambiamenti delle abitudini normali, per cui si va in bagno più o meno frequentemente rispetto a quello che era la vita normale. Questo rappresenta un campanello d'allarme, ma ovviamente non è l'unico motivo per cui possono cambiare le abitudini dell'intestino. Il fatto di avere interventi chirurgici ovviamente rappresenta un'altra possibile causa, perché si formano delle aderenze e le aderenze possono in qualche modo far sì che l'intestino cambi le proprie abitudini. Ciò non toglie che come primo approccio è opportuno capire se queste alterazioni sono effettivamente imputabili alle aderenze oppure se c'è qualcosa d'altro. Insomma, il fatto di avere uno screening negativo non vuol dire che non si debba fare un esame, qualora persistano dei sintomi, chiaramente, perché questo è fondamentale, è molto importante da chiarire questo aspetto. Per cui il suo consiglio alla signora che diceva dobbiamo pensare che tutti gli esami che noi conosciamo, anche quelli più raffinati, hanno dei limiti e che sono legati a tantissimi fattori, al fatto che sono fatti da degli uomini e gli uomini possono anche sbagliare, come può succedere, ma anche a dei limiti anatomici qualche volta, di magari piccoli polipi che sono nascosti perché l'intestino non è un tubo liscio ma ha delle caratteristiche particolari, per cui ci sono dei momenti in cui bisogna comunque prestare attenzione. Qualora per esempio il suo medico non ritenesse opportuno fare la colonoscopia perché lo può ritenere a rischio perché è stata operata e quant'altro, esistono degli esami alternativi. Per esempio esiste un particolare tipo di TAC che si chiama colon TAC, che studia l'intestino e che può comunque dare delle buone informazioni. Perfetto, prima di chiudere, siamo quasi in chiusura, però per tornare a parlare dello screening, qualcuno dice ma se arriva la lettera io non la vedo, non l'ho vista, cosa succede se non diciamo, non rispondo a questa... Allora, il programma di screening arriva una lettera a casa, viene spedita una lettera e tecnicamente dopo un paio di mesi circa, da protocollo, se l'utente non viene raggiunto perché ci ritorna la lettera, viene fatto un sollecito proprio dal protocollo del programma, e quest'anno è stato attivato anche con la collaborazione della Regione una trasmissione di un SMS proprio per far fronte a eventuali possibilità che non ci sia una corrispondenza con cambi di indirizzo rispetto a quelli che abbiamo noi con il gestionale regionale e con l'anagrafe sanitaria, e quindi viene spedito un SMS per ricordare l'appuntamento dell'esame. Ricordo, è un esame gratuito che è rivolto alla fascia di età 50-69 anni ed viene offerto a tutta la popolazione, diciamo così, target, appunto 50-69 anni, e dagli ultimi studi con il registro tumori è risultato che nelle aree dove ci sono gli screening attivi e il programma di screening colorettale è attivo, una riduzione specifica per carcinoma del coloretto della mortalità del 25% rispetto alle aree in cui non viene effettuato questo programma. Per cui diciamo così, come dicevo prima, un regalo che una persona ci può fare grazie al Servizio Sanitario Nazionale per, diciamo così, diventare consapevole della responsabilità che ha nei confronti della propria salute. Come ci diceva un telespettatore, insomma, è volersi bene. Volersi bene, sì. Benissimo, io vi ringrazio, siamo arrivati veramente al termine di questo appuntamento con Ore 13. Ringrazio i miei ospiti per essere stati con noi, per aver risposto ai nostri telespettatori. Vi do appuntamento alla prossima puntata, grazie davvero per averci seguito e arrivederci.